tragedia di Eleonora Chinello era in condizioni disperate, ha agito correttamente, si difende la dottoressa dipendente di una cooperativa in servizio all'ospedale di Piove di Sacco, indagata per non aver assistito la 14enne travolta da un'auto. Domani mattina i funerali a Piove di Sacco, il papà della ragazzina, questa vicenda riapre una ferita, polemiche sull'uso delle cooperative, l'ULSS, carenza di medici in alcuni reparti servono. Delitto del Piave iniziato ma già a rischio il processo a Franco Battaggio, accusato di aver ucciso Anica Panfile. La difesa chiede l'annullamento dell'autopsia per un vizio di procedura. Se la richiesta fosse accettata cadrebbe l'intero castello di accuse. Decine di imbarcazioni da Chioggia e Venezia alle zattere per la manifestazione dei pescatori di vongole messi in ginocchio da mucilagine granchio blu. Ultimo appello alla politica. Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico in tutto il Veneto, non sono mancati disagi, in particolare a Venezia, nessun collegamento tra terraferma e centro storico, stop al 95% delle corse in vaporetto. Il mondo del volontariato piange la scomparsa di Rina Biz, simbolo delle Acri venete. Nell'83 fondò la cooperativa Insieme si può, il cordoglio delle istituzioni. Dal Bellunese alla Marca, simulata questa mattina dalla Protezione Civile regionale, una violenta scossa sismica con epicentro Valdobbiadene, crolli, danni, evacuazioni per testare l'operatività della macchina dei soccorsi. Due fratelli e la complicata gestione di un bed and breakfast, tra equivoci e risate. Stasera alle 20:10 debutta la nuova sitcom di Antenna 3 con Igor Barbazza e Davide Stefanato. Buonasera, bentrovate, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie, lo avete sentito dai titoli. In apertura ancora la tragedia di Eleonora Chinello, si difende e si dice serena la dottoressa dipendente di una cooperativa in servizio all'ospedale di Piove di Sacco, indagata per non aver assistito la 14enne travolta da un'auto. Aspettiamo l'esito delle indagini. La mia assistita è serena e ritiene di aver operato correttamente. Per Anna Maria Lamanna, il medico dipendente di una cooperativa in servizio al pronto soccorso di Piove di Sacco, la tragica mattina del 28 ottobre, parla il suo avvocato Raffaele Giorgio. Vicina alla famiglia e colpita dal clamore della vicenda, il medico, 62 anni, preferisce lasciare spazio a lui. Eleonora Chinello, 14 anni, era in condizioni disperate al momento dell'arrivo dell'ambulanza. Un'indagine che parte però dalla relazione di due infermiere presenti, una dipendente dell'ULSS 6 e una della Croce Verde, inviata alla procura, che ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati la dottoressa per rifiuto d'atti d'ufficio, interruzione di pubblica necessità, cooperazione in omicidio colposo. Cautelativamente l'ULSS 6 ha chiesto di sospenderla dal servizio. 2 i reparti in cui nei 4 ospedali dell'ULSS Euganea sono in servizio operatori dipendenti delle cooperative, spiega il direttore sanitario Aldo Mariotto. Il ricorso alle cooperative che avviene in alcuni ambiti specialistici dove non riusciamo a reperire noi, come diciamo buona parte del Veneto e forse dell'Italia, non riusciamo a reperire un numero sufficiente di specialisti, rappresenta una soluzione, rappresenta l'ultima soluzione. Per noi riguarda il pronto soccorso e l'anestesia e rianimazione. Per l'anestesia e rianimazione l'ULSS 6 è stata in grado di tornare a personale diretto in 3 ospedali su 4. Diversa la situazione per la medicina d'urgenza. Col pronto soccorso invece ancora ci sarà da battagliare per un po' di tempo. È un lavoro evidentemente considerato, e lo è effettivamente, molto duro, che richiede un grandissimo spirito di sacrificio, per il quale noi abbiamo il massimo rispetto, ma per il quale diciamo, le nuove generazioni sembrano non essere così portate. E intanto la direzione generale dell'ULSS 1 Dolomiti ha avviato un'indagine interna sulla posizione della dottoressa. Stiamo valutando alcuni aspetti amministrativi perché non conoscevamo il lavoro che la dottoressa appunto faceva presso una cooperativa nell'ambito dei servizi di urgenza ed emergenza, e quindi vogliamo verificare se l'attività che fa presso di noi come medico di medicina generale è compatibile con quello che faceva appunto, che faceva, non lo so adesso di preciso come sia il rapporto con la cooperativa nell'ambito dei servizi di urgenza ed emergenza. Spiega così il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalbenne la decisione di avviare una indagine interna sulla
la posizione della dottoressa Anna Maria Lamanna, 62 anni, che in provincia presta servizio come medico di base con ambulatorio asedico in via Giardini. La direzione dell'azienda sanitaria di Belluno ha appreso solo dai giornali che la professionista operava anche nell'urgenza ed emergenza in virtù di un contratto a gettone con la cooperativa bolognese CMP di Granarolo, che svolge attività per conto dell'ULSS padovana. Anna Maria Lamanna è indagata dalla Procura di Padova per rifiuto d'atti d'ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione in omicidio colposo per la morte di Eleonora Chinello, 14 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco, investita da un'auto mentre andava in bicicletta a prendere l'autobus. Attualmente sospesa dalla cooperativa CMP, la dottoressa Lamanna oggi non era in ambulatorio per la concomitanza di un importante convegno sulla sanità in montagna organizzato dall'ULSS ad Agordo. L'indagine, avviata dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Bellunese, è volta ad accertare eventuali incompatibilità di ruoli in capo alla Lamanna. Se emerge una incompatibilità tra l'attività del medico di medicina generale e l'attività presso una cooperativa, è chiaro che dovremmo sviluppare un percorso, un procedimento che appunto porti ai risultati che appunto via via matureranno. E quindi questo che faremo. La dottoressa presta servizio nel Bellunese come medico di medicina generale dal 2021. Abbiamo apprezzamenti nei suoi confronti, abbiamo alcune segnalazioni nei suoi confronti, ma cose direi così molto, molto normali, insomma, no? Nel senso dell'attività che un medico di medicina generale fa. Quindi ci ha sempre dato un servizio che finora non ci ha dato problemi particolari. E si svolgeranno domani i funerali a Piove di Sacco della giovane 14enne. La vicenda della dottoressa indagata riapre una ferita che continua a sanguinare. Così Massimiliano Chinello, papà di Eleonora, la 14enne, investita ed uccisa a Sant'Angelo di Piove di Sacco e di cui domani si terranno i funerali. Non provo odio per nessuno, dice il padre 46enne, né per la dottoressa né per l'investitore. Sono altre le emozioni che mi porto dentro. L'agriturismo che gestisce insieme alla moglie ora è chiuso. È il momento di stringersi e di farlo per gli altri 2 figli, ci dice. Il paese intanto si prepara al funerale della giovanissima Eleonora, che si terrà nel Duomo alle 10:30 di domani. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. Andremo a delimitare con delle transenne il sagrato, perché ci saranno anche persone all'esterno che assisteranno alla messa, al funerale. E in streaming la parrocchia farà in modo di mettere in rete anche tutto il periodo che si svolge il funerale. Noi come amministrazione non abbiamo voluto inserire eventuali schermi e altre cose perché non vogliamo dare troppo, come possiamo dire, essere troppo mediatici. Il tema della sicurezza stradale è centrale in queste ore, sottolinea il sindaco, anche se molte volte non è facile mettere d'accordo tutti gli enti competenti. Ultimamente come amministrazione abbiamo anche aumentato l'organico dei vigili urbani e per cui cercheremo di fare maggiore controllo territoriale da parte dei vigili per scongiurare questi eccessi di velocità che ci sono, a prescindere dal sinistro di Eleonora. Ho molte segnalazioni di automezzi che non rispettano la velocità come previsto dal codice della strada. Nel Trevigiano ora il delitto del Piave è iniziato, ma già a rischio il processo a Franco Battaglia, accusato di aver ucciso Anica Panfile. La difesa chiede l'annullamento dell'autopsia per un vizio di procedura. Se la richiesta fosse accettata, cadrebbe l'intero castello di accuse. Era in aula Franco Battaglia, il 78enne accusato di aver ucciso Anica Panfile, la mamma rumena trovata morta il 21 maggio 2023 in un'ansa del Piave a Spresiano. Accompagnato dagli agenti di polizia penitenziaria ha seguito la prima udienza di un processo che è iniziato con l'istanza presentata dal suo legale che potrebbe mettere a rischio l'intero processo, la richiesta di nullità dell'esame autoptico. Quindi che cosa accadrebbe? Accadrebbe che l'autopsia non potrebbe far parte più del fascicolo processuale e quindi molto banalmente non avremmo più una causa certa di morte. Insomma, se gli esiti non fossero acquisibili, si smonterebbe l'intero castello probatorio della procura che si fonda su quello che sarebbe emerso dall'autopsia,
ovvero che Anica Panfili fu uccisa. I giudici per il momento l'hanno ritenuta valida in attesa del giudizio della Suprema Corte alla quale l'avvocato Crea si è rivolto, ma questa è una spada di Damocle. La Corte d'Assise ha adottato una ordinanza che definisco interlocutoria, nel senso che al momento non ha accolto l'eccezione di nullità, ma ha sottolineato più volte nell'ordinanza che allo Stato non la accoglie, quindi ha lasciato aperto, a mio giudizio, la possibilità nel corso dell'istruttoria dibattimentale di verificare nuovamente la fondatezza della eccezione di nullità. Non solo, ma è stato escluso come parte civile il compagno di Anica, Luigino De Biasi, che oggi ha preferito non essere presente in aula. Ancora troppa rabbia, ci ha spiegato il suo avvocato. Il Tribunale ha ritenuto che non ci fossero motivi sufficienti per ritenere che il signor Luigino De Biasi possa essere considerato una parte civile all'interno del procedimento, per cui siamo stati esclusi. Adesso quali saranno i vostri prossimi passi? Adesso col signor Luigino vedremo cosa fare, probabilmente prenderemo in considerazione di agire anche in sede civile. La prossima udienza è stata fissata per il 20 gennaio, la sentenza potrebbe arrivare a maggio del 2025. Ad un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin ha ottenuto il via libera all'unanimità oggi in commissione al Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge con prima firmataria la capogruppo del PD Vanessa Camani per l'istituzione dell'osservatorio regionale contro la violenza di genere. A distanza di un anno dall'uccisione di Giulia, spiega, questa proposta ha ottenuto un primo via libera da parte di tutti i consiglieri regionali che siedono nelle commissioni competenti, e Camani aggiunge che in questi 12 mesi il ricordo di Giulia ha continuato ad accompagnare e stimolare l'attività del Consiglio regionale. Ora il provvedimento è pronto, dice, per l'Aula, forte appunto di unanime condivisione. Manca solo l'ultimo passaggio, l'approvazione in Consiglio regionale, che chiediamo avvenga in tempi stringenti. Ed è stata definita la tempesta perfetta sotto assedio del granchio blu e della mucillagine devastata dalle mareggiate. La pesca veneta è nuovamente in ginocchio. A Venezia la manifestazione dei pescatori. Illuminata da un pallido sole autunnale, una flotta di pescherecci salpati da Chioggia, da Caorle e da Pellestrina approda alla fondamenta delle Zattere. Negli ultimi anni non è la prima volta che i pescatori arrivano a Venezia per denunciare le difficoltà di un settore che, tra razzie del granchio blu, danni da mareggiate e aumento delle temperature dell'acqua, assedio di mucillagini e persino nuovi vincoli europei giudicati estremamente penalizzanti, sta affondando in una crisi profonda. Questa volta però la richiesta di aiuto che si alza dalla costa veneziana ha il sapore drammatico dell'ultima chiamata. I mesi appena trascorsi hanno lasciato macerie di un comparto che ora teme per la sua stessa sopravvivenza. Diciamo che è stata l'alluvione del 5 maggio, che poi si sono conseguite altre cause, perché di fronte all'alluvione poi c'è stata l'estate caldissima, le acque facevano 30 gradi in superficie, 28 a terreno, e l'innalzamento delle temperature, poi successivamente sono arrivate le mucillagini. Tutto questo ha creato anossia ed è morto tutto. 100% di moria di vongole, circa il 60% di cozze, pescherecci fermi e pescatori che tra poco potrebbero avere seri problemi persino a mettere assieme il pranzo con la cena. Un intero comparto che rappresentava un fiore all'occhiello dell'economia regionale e un'indiscussa eccellenza a livello nazionale si confronta su quello che è diventato un interrogativo drammatico. Il tema è: avremo ancora un futuro della pesca in Veneto e in Italia? Secondo l'Unione Europea no. Secondo i mercati commerciali invece sì, ma cosa accadrà? Che toglieremo produzioni locali di valore, con valore aggiunto di qualità e di proprietà organolettiche importanti, e avremo prodotto importato. Se questo è lo scenario, se la gente vuole questo. Una delegazione delle associazioni dei pescatori è stata ricevuta prima in Capitaneria di Porto, quindi in Prefettura e infine in Consiglio regionale. Sul tavolo non c'è solo la richiesta di aiuto per superare la crisi attuale, da estendere a Roma e a Bruxelles, ma anche un piano strutturale per fronteggiare una situazione che i cambiamenti climatici renderanno sempre più frequente. Dare la possibilità alle nostre imbarcazioni di fare le attività ecosistemiche, ossigenazione, traslazione di prodotto, quindi riseminare tutto il litorale veneto. Per fare questo ci vuole benzina e quindi questo andremo a chiedere alle istituzioni. Dal rinnovo del contratto alle aggressioni al personale, il trasporto pubblico locale si è fermato per 24 ore in tutta Italia, paralizzando anche Venezia.
Una lunga coda di automobili è incolonnata sul Ponte della Libertà. Per chi non può arrivare a Venezia in treno è l'unico modo di raggiungere la città in una giornata in cui per 24 ore il trasporto pubblico locale si è fermato in tutta Italia. In Veneto l'adesione è stata massiccia. A Venezia, dove la protesta è aggravata anche da questioni prettamente locali, lo sciopero è stato pressoché totale, 90% su gomma e 94% in laguna. Chi arriva a Piazzale Roma poi si trova di fronte ad un deserto che ricorda da vicino il primo periodo del post-lockdown. In pochissimi si aggirano alla ricerca di un mezzo. Do you know there's a strike today? No. Non sapevo che c'era sciopero. Con una pizza da asporto in mano, la ragazza del Nord Carolina cerca di capire come raggiungere la terraferma. Io vengo da Schio, ma... Non sapeva che c'era sciopero? Sì, lo sapevo, l'ho saputo ieri sera. Da quanto sta aspettando? Beh, un'oretta. Non ha perso ogni speranza di prendere un autobus la giovane di New York che deve raggiungere Milano. Le basta arrivare a Mestre, dove ha parcheggiato la macchina. Per un giorno, intanto, a Venezia non si parla di moto ondoso e neanche di turismo di massa. In un orario in cui è solitamente stipato di persone con vaporetti che arrivano e partono stracolmi, l'imbarcadero di Rialto è completamente deserto e silenzioso. Probabilmente anche alcuni di coloro che dovrebbero pilotare quel vaporetto che non arriverà mai sono lontanissimi, a circa 400 chilometri di distanza, a manifestare a Roma davanti al Ministero dei Trasporti. Abbiamo bisogno che ci sia un intervento legislativo per la riforma del trasporto pubblico locale, per classificarlo come servizio essenziale. Dobbiamo ritornare ai livelli degli anni 90 e dei primi anni 2000. Abbiamo un'altra grave preoccupazione, le aggressioni. Le aggressioni stanno diventando un male che non possiamo assolutamente sottovalutare. Un contratto che dia uno stipendio dignitoso, un contratto che assicuri l'equilibrio tra vita lavorativa e tra vita privata. Poco dopo arriva un primo risultato. Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha stabilito l'avvio ufficiale di un tavolo di confronto a partire da martedì 12 novembre che coinvolgerà tutte le parti in causa. Ed è lutto nel mondo del terzo settore per la scomparsa di Rina Beetz, morta a 91 anni a Ponte di Piave. È stata la fondatrice di Insieme si può, punto di riferimento del volontariato cattolico. Noi oggi siamo una generazione di anziani, però i giovani non si vedono. È ora che noi senior trasferiamo i valori gratuitamente, onestamente, e che i giovani si prendano in mano la responsabilità. Ha guardato sempre al futuro e ai giovani. Rina Beetz, diventata nei decenni una delle figure di riferimento del volontariato e dell'economia sociale, non solo a nord-est. Con lei, scomparsa all'età di 91 anni a Ponte di Piave, se ne va un pezzo di storia del terzo settore, profondamente cattolico e ancorato al territorio. Figlia di mezzadri, dopo aver lasciato il lavoro nella Filanda di Orsago, diviene un punto di riferimento nel patronato ACLI locale e nazionale, più che un lavoro, una missione che culmina nella fondazione della ONLUS Insieme si può, che si occupa di fragilità e supporto al lavoro femminile. Così nel 2012 parlava di violenza di genere. Non può essere che le donne vengano uccise e poi con qualche anno se l'asciugano. Nel suo percorso Beetz incrocia personalità come Papa Luciani e Tina Anselmi, ma sono gli ultimi la sua priorità. Di icona del mondo sociale parla Luca Zaia, pioniera della solidarietà la definisce Mario Conte. Chi l'ha conosciuta chiede ne venga preservata la memoria. Mi auguro che la sua eredità, la sua memoria possano essere ricordate con una grande iniziativa, perché sicuramente lei ha scritto una delle pagine più belle della storia dell'impegno dei cattolici nel sociale e in politica. Era un carattere fortissimo, a volte faticoso, ecco, molto faticoso, però ti lasciava molto, ti arricchiva, era disponibile al confronto, era disponibile ad aiutarti se rimanevi indietro. Per questo la sua creatura Insieme si può la ricorda soprattutto con gratitudine.
È un grande dolore quello che viviamo oggi come soci della cooperativa, ma è anche un momento in cui ci stringiamo per guardare avanti insieme, facendo leva sui valori e sulle tante cose belle che Rina ha realizzato per le nostre comunità. L'ultimo saluto a Caterina Biz, per tutti Rina, lunedì alle 14:30 nella chiesa della sua Orsago. Esercitazione questa mattina a Valdobbiadene della Protezione Civile regionale con la simulazione di un terremoto. Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della scala Richter con epicentro a Valdobbiadene è stata registrata in mattinata con crolli e danni anche nei comuni limitrofi, da Borgo Valbelluna a Feltre, da Segusino a Pieve di Soligo a Miane. È in questo quadro che si è svolta l'esercitazione di Protezione Civile che ha simulato un evento sismico. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Dalla regione è stata attivata la colonna mobile dell'ANA con direzione Valdobbiadene per l'approntamento del campo. Quando i soccorsi hanno raggiunto le zone più colpite ci si è concentrati sui luoghi sensibili a Valdobbiadene, Cison, Farra, Follina, Moriago, Vidor, Feltre e Setteville. Sono stati evacuati alcuni edifici pubblici, tra cui la casa di riposo, ma anche aziende private. Presente all'esercitazione l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottaccine, che ha raggiunto alcuni dei centri di coordinamento soccorsi delle province di Treviso e Belluno e dei centri operativi comunali dei 12 comuni interessati per verificare personalmente le procedure e dare il suo supporto, come è solito fare in caso di emergenze reali. Parallelamente è stato attivato il coordinamento regionale dell'emergenza e l'unità di crisi della regione, da dove sono state coordinate le attività di soccorso e l'area sanitaria con l'allestimento di 2 posti medici avanzati. L'esercitazione è proseguita per tutta la giornata con la simulazione di vari scenari che hanno visto lavorare sul campo uomini e mezzi di tutti i comparti solitamente coinvolti in situazioni come questa. Cancellazione gratuita in onda da questa sera alle 20:10 su Antenna 3, la sitcom che vede come protagonisti i 2 attori trevigiani Igor Barbazza e Davide Stefanato nel ruolo di 2 fratelli impegnati nella gestione di un bed and breakfast. Appuntamento ogni venerdì alle 20:10, poi la replica il sabato alle 20:50, la domenica alle 13:35 e il martedì alle 23. Questa è l'ultima notizia del TG regionale, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.